Amém? È la mia storia, la mia fede, la mia fede, tutta la gloria a Cristo mio Re. Qual è la tua storia? Com'è la tua storia con Cristo Gesù, la tua esperienza, la tua vita? È questo che vogliamo condividere questa mattina. Bello vedere i nostri ragazzi qua, ragazze, cantando, adorando, servindo ao nostro Dio. Bella scelta avete fatto voi. Bello vedere quanto c'è questo amore prezioso verso Cristo Gesù. Leggiamo il brano di Matteo 28, 18 a 20. Già abbiamo qua? Matteo 28, 18 a 20. Vorrei leggere qua tre testi, tre brani, e il collegamento di tutti questi tre brani qua su quello che vogliamo condividere oggi. Matteo 28, 18 a 20. Avete trovato nelle vostre Bibbie? Testo conosciuto? Ok, Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi, quando? Tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Matteo 16, 18. Anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. E l'ultimo brano, 1 Giovanni 5, 19. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Preghiamo. Nostro Padre, vogliamo condividere, parlare, ascoltare, sentire e vivere il tuo messaggio. E solo con lo Spirito Santo, Padre, possiamo vivere in questo mondo. Guidaci. Misericordia, grazie, riempici. Nel nome di Gesù. Amém, Signore. Quali sono le parole che collegano tutti questi tre brani qua? Quali sono le parole? Quali sono delle situazioni che stanno succedendo in questi tre brani? Sembrano semplici, ma allo stesso tempo, quando colleghiamo i tre brani, sembra già una storia un po' difficile da capire. Quali sono i tre punti importanti qua? Potere. Percepiamo che c'è un potere di Dio, percepiamo che c'è un potere che abbiamo ricevuto dal Signore, ma percepiamo che il mondo giace sul potere del maligno. Ok? Un potere di Dio, c'è un potere del maligno. L'altra cosa che percepiamo qua, se esiste due poteri, stiamo vivendo una grande conflitto, guerra, battaglia. Io devo percepire. C'è il potere di Dio, c'è il potere del maligno in questo mondo e stiamo vivendo adesso una grande battaglia. Il terzo punto, se sono due poteri, c'è una battaglia, c'è anche interessante, il secondo cantico parla di vittoria, di conquista. Perciò che noi stiamo percependo che la nostra vita in questa terra non è una cosa semplice e banale. Nós não stiamo qua in una passeggiata, non stiamo qua vivendo, come posso dirvi, una passeggiata tranquilla, tutto bene. No, noi stiamo in un grande combattimento. Perciò eu devo percepire che Dio mi ha dato un potere, io vivo dentro di un mondo che esiste un potere del maligno, sto vivendo una battaglia, ma c'è una promessa di vittoria. È questo che ci porta a conoscere la esperienza con il nostro Signore e il nostro Dio. Perciò che la battaglia è sempre collegata con i conflitti. Qualcuno ha detto qua la parola conflitto, e noi viviamo sempre in mezzo ai... Chi non sta vivendo qualche conflitto qua? Tu hai un conflitto a casa? Tu hai un conflitto alla scuola? Tu ce l'hai un conflitto al lavoro? Tu ce l'hai un conflitto nella chiesa?
Tu te lá em um conflito pela estrada? Ou seja, se eu não estou vivendo conflito é porque eu sou no morto. Porque nós vivemos de conflito em conflito. E eu uso sempre com a expressão, perché eu devo avere pace con gli altri se eu posso avere conflito? E nós siamo più o meno così. Se eu riesco a avere un conflitto con la mia moglie, perché eu devo avere pace con lei? E cerco subito qualcosa per avere un conflitto. E nós siamo così. Eu não riesco a vivere in pace con tutti, perché existe dentro di me una storia che si chiama il peccato che ha distrutto la vera guida della creazione di Dio. Quando che iniziano i conflitti? Gênesis capítulo 3. É o conflito contra Dio, era o conflito contra se stesso, era o conflito contra l'altro, era o conflito contra anche o diavolo, ou se era um conflito contra tutti. E nós vivemos qua in questo mondo cercando di avere conflitti contro tutti. E se nós prendemos um quaderno, cominciamo a scrivere, hoje estou vivendo em pace com. Sì. Giro la pagina. Conflitti. Giro la pagina e comincio e vai così. Ou seja, a nossa história hoje é de confliti em confliti. Perché dentro di noi esiste un desiderio profondo di soddisfazione personale e se io non sono soddisfatto, io cerco di creare conflitti. Perciò percepiamo un potere, l'altro potere, una battaglia, una vittoria. Ma c'è un potere di Dio che mi insegna a uscire di questo conflitto, c'è un potere do diavolo che mi insegna a vivere dei conflitti, e eu comincio a percepire questa battaglia dentro di me stessa, che io non riesco a sopravvivere tanto, ma io devo sapere che c'è o potere di Dio che è più grande del potere del diavolo, del nemico. E adesso eu comincio a percepire che dentro di un conflitto io posso avere delle conquiste di vittoria. Perciò o grande centro di questo mondo é o conflitto. Nós vediamo di tante battaglie, e quando sembra che finisce una battaglia, quando eu ho pensato che avevo una tregua in Siria, questa mattina ho sentito tanta distrade in Siria, e se finisce quella da Siria cominceranno dall'altra parte, e se finisce di quell'altra parte cominceranno 5 o 6 guerre, e se finisce una battaglia inizia l'altra. L'essere umano è stato non fatto così. Dopo Gênesis capítulo 3, l'essere umano vive così. Che cosa succede in Gênesis capítulo 4? Chi si ricorda? 2 fratelli, solo 2 fratelli. Che cosa fa uno con l'altro? Potevo giocare calcio di là, potevo fare l'altra cosa, potevo scambiare telemessaggini in quel momento, Abele e Caino, ma loro decidono di fare un conflitto tra di loro e io ti uccido adesso. E adesso noi viviamo in questo modo. E questo è il nostro mondo. Ieri è stata un'esperienza bellissima a Padova. C'era una signora da Milano e lei fa o psicologo e ha lavorato tantissimo sul nostro problema di pensiero. Anche lei ha detto una frase molto bella all'inizio. Se una persona ha un problema con le ossa, deve andare a quale medico? Ortopedico. Ma se o problema è psicologico, deve andare da un? E quanti di noi dobbiamo andare? E ascoltando quello che lei parlava, dopo ho detto, io ho bisogno tantissimo. Perché anch'io sono una persona che non sono facile neanche con me stessa, che devo andare a un psicologo per essere guarito di tutte queste malattie che cerca di conflitto. Ho detto, grazie a Dio per questa esperienza di ieri che ci ha preparato anche a vivere questa esperienza di cercare la pace con noi stessi e anche con Dio. Perciò noi stiamo vivendo questa grande crisi in questo mondo. E o mondo está morendo sotto il potere del nemico. 2 ragazzi, 2 giovani ieri dopo l'incontro piangevano tantissimo a dirotto e 2 sono avvicinato a me e ha detto, Pastore Caio, grazie perché hai insistito di venire qua. Che sollievo, che potenza, che gioia che è stato per me questo pomeriggio qua. E 2 persone che noi già stiamo lavorando há un tempo, soprattutto una con gli studi biblici, ma lei è venuta ieri la prima volta e ha sentito questa parola di Dio che ha toccato nel suo cuore per una trasformazione. E il mondo giace sotto il potere del maligno. Il diavolo esiste in questo mondo e ha il potere per distruggere questo mondo.
Perciò che le persone che non conoscono ancora la grazia di Dio stanno sotto il potere che distrugge le persone. E io devo capire in questo modo che questo potere del nemico è per distruggere l'essere umano che fu creato all'immagine e somiglianza di Dio. E il mondo giace, il mondo muore. E è con dolore che io devo ricordare questo. E devo ricordare che anch'io vivevo sotto il potere del nemico. Qual è la tua storia, qual è la tua fede oggi come cristiano, come credente? Dio ti ha tolto di questo mondo? Sì o no? Tu eri sotto il potere del nemico. Tu vivevi di conflitto in conflitto. Tu eri sotto il potere del nemico. E tu stavi morendo. Adesso in Cristo Gesù tu sei entrato in una nuova storia sotto il potere di Dio. Tu riesci a ricordare questo cambiamento della tua storia? È la mia storia, è la mia fede quando ho creduto in Cristo. Io sono passato adesso a questo nuovo stile di vita. Io sono tornato a Genesi 1 e a Genesi 2. Io sono tornato novamente all'origine della mia esistenza. I conflitti non fanno parte più della mia esistenza. Perché io non posso vivere sotto il dominio del diavolo. E è questo che ci insegna. Perciò io ho scoperto in Cristo Gesù la perfetta e completa pace, perché Gesù è il principe di... In Lui adesso io posso, come abbiamo studiato questa mattina, spogliarmi del vecchio uomo per essere rivestito del nuovo uomo. E adesso io abbandono le opere della carne per essere riempito del frutto dello Spirito. Adesso io abbandono questo stile peccaminoso e adesso io vivo un nuovo stile di vita, che è Cristo Gesù. Perciò Cristo Gesù ha dimostrato in questa terra che ha vinto e ha dimostrato che poteva vivere in pace senza conflitto, perché Lui è stato un uomo che ha vinto tutto. Quali sono state le 3 tentazioni di Gesù? E è questa qua l'origine dei nostri conflitti. Quali sono le 3 tentazioni di Gesù? Soddisfazioni personali. Trasforma a pietra in soddisfazioni personali. Prima radice di un conflitto, la mia soddisfazione personale. Secondo, ti darò tutte queste cose, essere mosso delle ricchezze. Il desiderare la ricchezza, desiderare il soldo, crea conflitti. Qual è il terzo? Fa un grande spettacolo, ti butta qua giù. Fama, glamour, essere migliore. E Gesù ha detto a tutte queste 3 tentazioni no. Perché non sono venuto qua per vivere sulla mia soddisfazione, sulla mia fama e sulla ricchezza. Io sono venuto qua per adempiere la volontà del Padre e ritornare e mettere l'uomo di nuovo a Genesi 1 e 2. È questo un modo che adesso sto abbandonando il senso di conflitto. Perché tutti questi 3 punti qua sono le radici che mi portano a vivere dei conflitti in conflitti. Cominci a pensare nei tuoi conflitti. Quali sono state la base? Te stesso? Desiderare? Volere personale? Con questa base tu hai distrutto a te stesso e tu hai distrutto le persone intorno a te. Perciò che Gesù è stato vittorioso in questo modo, perché ha detto no, no e no. E conoscendo la parola di Dio, no, no e no. Adesso io sono principe della pace e porto pace. E Dio nella mia conversione mi ha liberato di tutto questo. Non di un mondo di giustizia personale, ma in un mondo nella giustizia di Dio. Perché tante volte il mio conflitto è perché io devo difendere il mio diritto. E Dio mi guarda, Caio, Gesù è stato servo. E è venuto per servire. E servo, quanto diritto ha? Nessuno. Caio, tu sei servo. Ponto. E sendo servo, tu devi sapere che tu non hai diritto e adesso ti hai di obbligo di vivere in pace.
Caio, tu sei servo. E quando eu comincio a capire questo senso, quello che io sono, io comincio a sentire la pace nella mia vita e la piena libertà in Dio. Perché adesso io sto fuggendo dalla mentalità di questo mondo che mi inganna e che mi porta a una grande disperazione di vita. Perciò io vivo qua per vivere pace. Perciò la mia priorità adesso è amare Ele, non sono io. Interessante che io devo amare Dio e amare Ele come a me stesso. Amare Dio e ao próximo. Adesso eu comincio a capire che l'unico modo di uscire dal conflitto e entrare nella pace è tornare una nuova radice che si chiama amare. E questa parola che si usa per tutto, no? Perché io amo, adesso... Che cosa è amare? Che cosa è amare? Se non c'è questo nella mia vita, io non amo. Che cosa ho bisogno di fare con la mia vita per amare? Rinuncia a me stesso, è la mia morte. Dobbiamo ricordare dopo 2 matrimoni che abbiamo celebrato qua in 2 mesi, no? Avete deciso di amarsi perché avete deciso di morire per voi stessi. Altrimenti non esiste matrimonio, altrimenti non esiste amore. Perciò Gesù stava dicendo, io vi amo, io adesso rinuncio a tutto quello che sembrava che apparteneva a me per amore a voi. E adesso o senso della pace esiste quando io amo veramente e io muoio per me stesso. E quando existe a morte dentro de casa, existe a pace dentro della família. Quando existe a morte dentro do meu lavoro, existe a pace com me stesso e com gli altri. Quando existe a morte qua dentro della comunità, existe l'amore uno con gli altri. Ossia, quando eu comincio a pensare negli altri e non me stesso, adesso existe l'amore e adesso che esiste a pace non esiste più o conflitto. Io amo, io sostengo, io appoggio, io proteggo. È questo senso adesso che eu entro nella parola più bella che Dio ha creato, che è la Chiesa di Dio. È la Chiesa di Dio. Chi criou la Chiesa? Chi criou la Chiesa? Chi criou la Chiesa? Dio. Qual è l'unico posto che esiste che si manifesta l'amore di Dio? È nella Chiesa. Non esiste l'altro. Questa settimana ho visto tante persone dicendo perché eu ho bisogno di andare in chiesa, non ho bisogno di andare in chiesa, si serve la chiesa. Eu non ho risposto, ma basta leggere un testo biblico. Se eu non ho comunione uno con gli altri, io non ho comunione con Dio. Punto. La Bibbia mi insegna questo. L'esperienza personale, le parole delle persone non mi servono a niente. Quello che mi serve è quello che dice la parola di Dio. E se la parola di Dio che c'è questa autorità, e eu insegno, eu spiego adesso con la mia esperienza dicendo che eu sto bene e non ho bisogno della Chiesa, ou eu comincio a dire, se questo è vero, la parola di Dio non serve a nulla. Perché o io accetto la parola o accetto l'esperienza delle persone. Perché le due cose non stanno combattendo. Perciò, se io dico che non ho bisogno del popolo di Dio, io sto dicendo che non ho bisogno di amare e neanche di essere amato. Se eu estou dizendo que eu não ho bisogno do popolo de Dio, eu estou dizendo eu não ho bisogno di proteggere e neanche di essere protetto. Se eu não ho bisogno do popolo de Dio, eu estou dizendo eu não ho bisogno di servire e neanche di essere servito. Eu estou vivendo um egoísmo, perché eu não voglio amare, eu não voglio morire me stesso. Perciò Dio creò la Chiesa perché è l'unico modo che possa vincere il male. È l'unico modo, è la Chiesa di Dio. Perché la Chiesa di Dio è un sogno, un progetto, un desiderio di Dio. Dio non è un sogno appressato. Io creerò la mia Chiesa, dove ci saranno le persone che si ameranno, ci saranno le persone che staranno servindo agli altri. E questa Chiesa adesso può invadere e andare contro le porte dell'Ades, e le porte dell'Ades non resistiranno all'avanzo della Chiesa. È il testo biblico. Tu credi in questo? È nella Chiesa. Non è nella mia vita personale. Non è io con Astrid. Non è io con Walter. È io con il popolo di Dio che possiamo convincere e vincere. È qua che c'è la potenza dell'amore di Dio. Perché la potenza dell'amore di Dio non si manifesta in un modo individuale. La potenza dell'amore di Dio si manifesta quando sto vivendo uno con gli altri. È facile amare. È facile amare?
No. Io non riesco a amare também. Se non c'è lo Spirito Santo che mi insegna a amare, e se non c'è la pienezza dello Spirito, io non riesco a amare. Ma Dio mi insegna a amare. Perché nonostante che la persona non merita ai miei occhi, io amo. Nonostante quello che la persona ha fatto, io amo. È lo Spirito Santo che mi insegna. E quando io amo, adesso io sto invadendo le porte dell'Hades. E la potenza dell'Hades sarà distrutta, perché la potenza dell'amore di Dio è molto più grande. E qua io comincio a pensare di quale squadra che io sono schierato qua. Quale esercito che io sono schierato? L'esercito di Dio o l'esercito del diavolo? L'esercito di Dio con l'amore per vincere o l'esercito del diavolo per pensare in me stesso e morire? È di qua che io comincio a pensare in che modo io sto vivendo. E la Chiesa di Dio è chiamata per questo. Molto interessante il Sermone sul Monte. Se tu non hai letto il Sermone sul Monte in questo ultimo periodo, leggi. Sono 3 capitoli stupendi: cambiamento di mentalità, cambiamento di vita, cambiamento di ragionamento, cambiamento di tutto, perché è un rinnovamento della vita. Quando Gesù ha detto: voi avete dito che fu detto occhio per occhio, e che cosa noi facciamo? Se lui ha preso la mia chiave, adesso io lo prenderò la sua chiave. Se lui mi ha fatto così, adesso io farò così. È quello che abbiamo ascoltato, è quello che facciamo. Ma io vi dico, non contrattaste un malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche. Pastore, è facile dire, no? Non è facile neanche leggere, carissimo. Ma la Bibbia mi insegna questo. O io inserisco questo nella mia vita, o l'amore non vince o male. E a chi vuoi litigare con te e prenderti la tunica? Lascia anche ele. Qual è più importante, la tunica o il mantello? Il mantello è collegato con la nostra storia. Il mantello è collegato con la nostra storia e la nostra vita. Lascia anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un milho, fai con lui e 2. Qual è il problema? Manca questa frase che Gesù non ha detto. Qual è il problema di fare questo? Ossia, nella mia vita, nella mia conversione, quando l'amore di Dio inonda il mio cuore e la mia vita, io vivo così. E adesso io distruggo la potenza del diavolo. L'unico modo per distruggere la potenza del diavolo è amare. L'unico modo di distruggere o maligno è amare. Non esiste nessuna arma, non esiste nessuna parola, non esiste niente più potente che l'amore di Dio che invade. Perciò che la Chiesa di Dio c'è questo amore. Perciò che la parola potenza è la potenza dell'amore di Cristo che invade e va nelle porte dell'Hades e invade e prende le persone. Gesù non prende le armi nessuna, prende soltanto l'amore e distrugge il potere di amare. È qua la potenza della Chiesa. La Chiesa è riconosciuta quando ama. La Chiesa è viva quando ama. La Chiesa è potente quando ama. La Chiesa conquista quando ama. La Chiesa è meravigliosa e stupenda quando ama. E chi è la Chiesa? E noi cominciamo a pensare, generalizzare, la Chiesa. Sono io. Caio è maravilhoso e stupendo quando ama. Caio è maravilhoso e stupendo quando ama. Caio è quando ama. Perché è facile dire la Chiesa non fa, ma io. La Chiesa sono io. Se non comincia da parte mia non funziona niente. Io devo amare. E l'unico potere che Dio mi ha dato è il potere da amare. Prima Giovanni 1,7, quello testo che abbiamo parlato un po' prima, adesso possiamo leggere il brano. Ma se camminiamo nella luce come Ele è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica di ogni peccato. Il testo continua a parlare su questo. O quanto è importante dire, se ho comunione con Dio, ho comunione con i miei fratelli. È un po' difficile di fare questo momento agora, uma esperienza. È come se una persona fosse in mezzo, quasi se fosse Gesù in mezzo, e le persone sono intorno. Quando le persone sono vicino a Dio, le persone sono vicino una con l'altra. Avete capito il mio ragionamento? Dio è qua in mezzo.
E per essere vicino a Dio, deve essere vicino agli altri. Se io mi allontano da Dio, io comincio a allontanarmi uno dali. È come il cerchio, con la forza centrifuga. È così che funziona. Quanto più vicino a Dio, io sono più vicino agli altri. Quanto più lontano da Dio, più lontano dagli altri. Quanto più lontano dagli altri, io sono lontano da Dio. Perciò la mia esperienza con Dio è la mia esperienza una con gli altri. Perché è la mia esperienza d'amore, è la mia esperienza d'amare, è la mia esperienza di servire, è la mia esperienza di fare quello che Dio desidera. Perciò quanto vicino a Dio io sono. È questa potenza dell'amore di Dio che esiste adesso. Non esiste un'altra teoria, è la vita pratica in Cristo Gesù. Non esiste vita cristiana fuori della Chiesa. La tua esperienza personale non è così. 1 Giovanni 4, 7 a 8. 1 Giovanni 4, 7 a 8. Carissimi, che cosa dice? Amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. È la mia storia, è la mia fede. È la mia storia, è la mia fede nella conoscenza e nella vita dell'amore di Dio. E adesso che io sono uscito dalla potenza del nemico, io sono entrato nella potenza dello Spirito Santo di Dio, l'unico modo di vivere questa potenza è amando. E adesso come ho conosciuto Dio e come Dio è amore, io comincio a distruggere le opere di qua, amando uno agli altri. Amando uno agli altri. Io comincio a distruggere qualsiasi opera del nemico, tramite l'amore. È in questo modo che funziona la vita cristiana. Io sono uscito di una potenza, io sono andato nell'altra potenza perché ho scelto di seguire a Cristo Gesù, una decisione personale mia, e adesso sto vivendo questa esperienza di affrontare e distruggere le porte dell'Ades. È la mia storia, è la mia fede e amare uno agli altri. Le persone hanno bisogno di sentirsi amate. Interessante, lei ha usato tantissimo questa frase ieri, no? Le persone nel mondo hanno bisogno di sentirsi amata, perché noi siamo stati creati da Dio in amore di Dio, nell'amore di Dio, e adesso il peccato ha rovinato questo, ma le persone hanno bisogno di sentirsi amate. Le persone hanno bisogno di sentirsi importanti, stupenda e bella. Le persone hanno bisogno di sentire una parola, io ti amo. Le persone hanno bisogno di percepire che ci sono delle azioni d'amore. Le persone hanno bisogno di questo. E noi come popolo di Dio sappiamo, conosciamo e dobbiamo invadere questo e conquistare in questo modo. La vittoria dentro di questa battaglia è così. Io non posso abbandonare questo principio della mia esistenza, della mia creazione e di essere Cristo. Perciò io devo ricordare che la mia storia, la mia fede è stata basata sull'amore di Dio che mi ha conquistato. E adesso io posso amare. Se l'amore di Dio è nella tua vita, manifesta uno con gli altri e tu farai delle grandi conquiste, delle grandi vittorie. È così. Ogni potere mi è stato dato, io sono con voi tutti i giorni. Qual è il potere che Dio ti ha dato? D'amare. Ogni potere mi è stato dato, Cristo Gesù ha detto. Io sono con voi sempre. Ama. La grande scusa che diciamo qual è? È difficile. Quante volte, pastore, è difficile? Non è difficile. È io che non sto permettendo di morire a me stesso e permette che l'amore di Dio inonde la mia vita e io ami. Perché la parola di Dio deve toccare in quello che per me è difficile. È di là che tocca e è di là che devo essere cambiato e trasformato. È questo amore di Dio. Con questo potere io posso novamente combattere. E adesso non posso continuare in silenzio o di nessuna parte. Io devo essere schierato dalla parte di Dio. Perciò, per finire qua, penultimo testo, 1 Timoteo 1,18, e questo vorrei lasciare con la Chiesa per pensare bene. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo. Perché tu
Chiesa, noi non siamo stati chiamati per essere seduti. Noi non siamo stati chiamati per vivere in una poltrona. Noi siamo stati chiamati per combattere. E combattere si deve rimboccare le mani. Per combattere. Per combattere. Ma è interessante che il testo dice una cosa. Tu combatti in virtù di essi la buona battaglia. Non sprecare il tuo tempo con le battaglie che non servono a niente. Non sprecare il tuo tempo con le cose che non risolvono niente. Devi combattere la buona battaglia e conquistare anime a Cristo. È questa la buona battaglia. Le altre si perde tempo e non si conquista niente. Combate, Chiesa. E l'ultimo brano, Atti 1:8. Ma riceverete potenza. Quando lo Spirito Santo verrà su di voi, mi sarete testemunha a Gerusalemme, tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Riceverete potenza. E mi sarete testemunha a Gerusalemme, ossia nella tua casa. E mi sarete minha testemunha in tutta la Giudea, intorno a te. E mi sarete testemunha in Samaria, un po' più lontano dove tu abiti. E sarete testemunha ovunque tu andrai. Ovunque tu andrai. Interessante che questo testo qua parla dello stesso tempo. Non è prima a casa, e dopo è fuori, e dopo l'altra religione, e dopo no. Allo stesso tempo io sto amando e conquistando anima dentro di casa, conquistando anima nella scuola, conquistando anima nel lavoro, conquistando anima per strada e conquistando anima ovunque io vado. Perché il potere di Dio già ho ricevuto. E questo potere significa amare. È questo potere che cambia una persona na storia. Io sono stato conquistato tramite l'amore. Un gruppo di persone mi hanno amato. Io sono qua fino ad oggi, perché un gruppo di persone hanno avuto un sguardo d'amore verso di me. Mi hanno amato. Io sono stato conquistato. Io ero dentro dell'Hades e quella porta è stata messa giù, mi hanno preso tramite l'amore. Io sono qua. Tante persone sono dentro dell'Hades e con l'amore mettiamo giù questa porta e portiamo questa persona qua con noi. È tramite l'amore. Amém? Preghiamo. Eu estou amando, estou morendo. Da que parte eu sono schierato? Produco frutti? Conosco questo amore? Se eu não conosco questo amore, eu devo scoprire e conoscere, perché esiste. È un amore incondizionato, l'amore di Dio. Nosso Padre, la mia storia, la mia fede per tutto quello che tu hai fatto. La mia storia è basata su quello che tu hai fatto per me. La mia fede perché ho creduto in quello che tu hai fatto per me. Ti ringrazio, Padre, perché la mia vita è stata conquistata dal tuo amore. Ti ringrazio, Padre, perché la mia vita è stata vittoriosa tramite il tuo amore. E ho imparato questo. E ora devo conquistare le altre vite tramite questo amore. Tu mi insegni a ogni momento a amare. Che io sappia, Padre, con la tua saggezza, nella tua potenza, mettere in pratica o senso d'amare. Grazie. Benedici la tua Chiesa, il tuo popolo, Padre, che possiamo camminare in questo tuo amore. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém.